Allora, ritorniamo tra noi. Io poi vorrò dedicare anche un capitolo a spiegare di cosa si tratta di smart economy, no? Quindi le smart city, questa evoluzione, perché poi c'è un altro progetto che è molto importante, che ha avuto avvio, che voi state seguendo, eccetera. Però per concludere un po' questa cosa qui, che è molto importante delle costruzioni, sostanzialmente perché ci sia una ripresa, è possibile che qualcosa si rimetta in moto, quindi abbiamo visto i dati, abbiamo visto quali sono le cause, qual è la situazione, ci sono ambiti dove qualcosa si può fare. Incentivi, lei giustamente ha detto, mai tanti incentivi come questo periodo. Sì. E questo è un messaggio che secondo me viene detto sempre tra addetti ai lavori oppure magari comunicato con i vari comunicati stampa che arrivano eccetera, ma non viene mai veramente veicolato in modo significativo per farne una consapevolezza da parte dei cittadini, perché parlando con gli istituti bancari, mai come in questo periodo certi conti in banca sono aumentati in modo esponenziale. Per cui da un lato c'è grande disponibilità per fare interventi, dall'altro ci sono persone anche che vivono in immobili molto belli, però che fanno aria da tutte le parti, che avrebbero bisogno di questi importanti interventi, che potrebbero investire i propri soldi liquidi e farli rendere non tanto in botto, eccetera, ma rimettendo a posto gli immobili, e in qualche modo questo mercato delle costruzioni avrebbe una spinta significativa in senso anche virtuoso. Però purtroppo manca questa conoscenza, consapevolezza, questa spinta, c'è molta titubanza, c'è un problema nell'andare avanti, perché ci sono possibilità, lei stesso l'ha detto, sono oggettive, ma Sì, il governo ha dato fino al 2015, no? sì, Questa proroga. Che però cosa... allora, prima devo dire subito una cosa. Se noi vogliamo creare delle condizioni di potenzialità di investimento, dobbiamo creare delle condizioni di certezza. Sì. Ora, sul tema degli incentivi, è vero che in questo momento non abbiamo mai avuto un livello così alto di incentivazione sia per l'efficientamento energetico, noi possiamo risparmiare il 65% di ciò che spendiamo per fare un intervento di efficientamento energetico, lo possiamo scalare da quanto noi dobbiamo di tasse allo Stato in 10 anni. Quindi una cifra elevatissima. Oppure il 50% sugli interventi di ristrutturazione. Altro valore elevatissimo, mai stato così alto perché è sempre stato il 36%. In più abbiamo agevolazioni che ci vengono date sull'IVA, su altri elementi di detraibilità fiscale. Ma questo sistema funziona se viene reso in qualche modo utilizzabile per lungo tempo, per un periodo adeguato. Quindi c'è un problema anche, Il problema a monte è è che è che sempre il governo estensivo, dà gli incentivi, però li dà a spot, cioè, centellinandoli e nel e tempo. per periodi molto brevi. O nel momento in cui mi viene dato un incentivo e questo incentivo dura 6 mesi, io nel momento in cui comincio a pensare di fare un intervento, contatto un tecnico che mi deve Sì, fare delle preventivo. valutazioni, contatto un'impresa che mi deve fare dei preventivi, magari 2 o 3 imprese per fare una valutazione degli preventivi. Io perdo come minimo 4-5 mesi, anche di più. Sì. Poi non è che questa cosa la faccio senza dover fare delle domande, senza dover fare delle Quindi DIA, non ci delle sono i SCIA, tempi eccetera. E quindi tecnici. questo crea in generale delle incertezze perché uno dice, ma se li faccio entro quel tempo ci sono, no? E se non si sa, tipo anche il piano casa, nel momento in cui il piano casa della Regione Veneto, che ci permette di ampliare le nostre abitazioni senza dover fare particolari pratiche Certo. burocratiche o richieste di un certo tipo, cioè che semplifica in questo modo la vita al cittadino nell'adeguamento della casa, la costruzione di un mini appartamento per il figlio, per la Certo. badante, quello che è. Allora, queste opportunità ci sono date, ma nel momento in cui, per esempio, vengono fuori polemiche sui giornali sul fatto che il piano casa non va bene, non va bene, nessuno si domanda se la norma esiste. Siccome la norma esiste ed è perfettamente in vigore, oggi il piano casa è perfettamente utilizzabile, però in questo momento lo stiamo utilizzando meno dell'anno scorso. Perché? Perché le condizioni di incertezza complessiva, che sono condizioni che si giocano spesso sulla comunicazione, sui giornali, sulle notizie che leggiamo, generano un po' appunto di titubanza da parte di chi dice ma io voglio delle condizioni certe per poter investire i miei soldi. Soldi che se noi investiamo nella riqualificazione delle nostre abitazioni, solo dal punto di vista energetico, sono in grado di restituirci come investimento, come risparmio sui consumi che abbiamo,
Il 6,6% Caspita. rispetto ai bot è un valore molto molto più Altissimo, elevato, infatti. altissimo. Allora, perché noi dobbiamo investire in bot? Perché certo quelli sono sicuri e investiamo là perché funziona. Ma perché noi investiamo sulla nostra casa? Una volta che l'abbiamo resa più efficiente, più bella, migliore dal punto di vista anche della salubrità, eccetera, quella casa sul mercato varrà di più un domani che volessimo Certo. venderla e comunque lasceremo in eredità qualcosa che è migliore di quello che abbiamo trovato. Allora, di fronte a questa logica, noi dobbiamo innanzitutto informare e produrre una maggiore attenzione rispetto a queste opportunità, che sono elevatissime. Da un lato dobbiamo pensare anche che questa crisi economica ha modificato strutturalmente e modificherà ancora di più strutturalmente in futuro il nostro modo di porci di fronte alle Certo. questioni, alle scelte. Oggi non possiamo più pensare di ragionare come un tempo. Come noi vivevamo 5-10 anni fa, in qualche modo la crisi economica ci ha detto guardate che questo sistema di vita non è più sostenibile. Assolutamente, infatti. Quindi dovete diventare, tra virgolette, un pochino più smart, un po' più intelligenti, un po' più sostenibili, un po' più attenti a utilizzare meglio quello che avete. Questo sia a livello singolo di ogni singola Certo. famiglia, sia a livello complessivo del sistema. Quindi oggi, più che l'investimento sulle nuove cose da fare, è un investimento che dobbiamo fare sull'ottimizzazione di quello che c'è. Che non è cosa di poco. Detto questo, staremo a vedere un po' quello che può succedere, perché avete anche qualche risposta da qualche imprenditore, da qualche azienda che si pone in modo evoluto sul sistema, che riesce ad agganciare questo, o è una difficoltà intrinseca? No, diciamo che per fortuna, come sempre, il sistema dentro di sé trova anche dei modi e delle forme per rinnovarsi. Quindi ci sono delle speranze. Sì, allora le speranze ci sono. Voglio dare un messaggio positivo. No, perché ma prima abbiamo visto quel 62% Sì. di persone che aspettano, che non sanno cosa succederà. Diciamo che degli altri, di quel 38%, ci sono imprese che sì. diciamo metà di quelle, quindi diciamo complessivamente un'impresa su 5 nel periodo della crisi ha messo in atto delle strategie più o meno intelligenti. Ecco, quello è diciamo non è ancora un mezzo bicchiere, è un quinto di bicchiere, ma è quella parte, diciamo, piena che noi dobbiamo guardare per poter aiutarla a crescere ancora di più. Ecco, quello che volevo chiedere, un altro aspetto che viene affrontato per più settori e ambiti produttivi, il discorso delle reti di impresa. Quindi fare il sistema e lascia stare la piccola impresina che opera nel suo, che magari può servire anche per la ristrutturazione, non dico di no, se lo fa con certi criteri, perché altrimenti è meglio neanche farlo. Ma può essere un passaggio ulteriore, quindi reti di imprese, organizzazione di impresa, sistema più grandi che in qualche modo possono anche puntare a questo punto sulla formazione delle persone, sulla crescita professionale, sulle tecnologie, sulla ricerca, su tutto quello che viene a mancare da noi. Beh, in questa fase, anche rispetto a tutto quello che abbiamo detto, è evidente che si deve muovere un sistema. Non si può muovere il singolo funziona se è inserito dentro un sistema. Noi viviamo bene nelle nostre famiglie perché nel momento in cui qualcuno sta male c'è qualcun altro che lo aiuta, c'è il nostro parente, c'è un sistema di relazioni o anche con gli amici, no? Questo a livello di ogni singolo. Nell'impresa è la stessa cosa. L'impresa da sola oggi non riesce a essere competitiva al mercato senza collaborazioni e accordi con altre imprese. Solo che fino a ieri questa cosa poteva funzionare a spot o per singoli azioni esatto, o singoli ti faccio progetti. fare questo, eccetera. No? Anche perché nel mercato delle costruzioni fino a qualche anno fa funzionava, ci mettiamo assieme, facciamo il cantiere, costruiamo, chiudiamo, diamo le chiavi alla signora Maria e andiamo via. Finito lì. Oggi dobbiamo guardare non più al tema costruzione, ma al tema gestione. Oggi noi dobbiamo essere in grado di fornire dei prodotti che nella gestione dell'edificio, eccetera, siano efficienti, garantiscono un'efficienza che sia quella del benessere nostro. Quindi anche delle partnership che vanno ben oltre. Assolutamente sì. Cioè quindi oggi il tema delle reti di imprese, delle partnership, delle collaborazioni, che poi possono essere formalizzate o essere la stretta di mano, perché da noi in Veneto funziona la stretta di mano. Ci fanno paura le società. Sì. Però in realtà diciamo che oggi è assolutamente necessario
e le imprese che dimostrano di essere le più innovative, quelle che in questi mesi, questi anni di crisi hanno continuato per esempio a dare occupazione, ma non solo a garantire la propria, ma anche a creando nuovi posti di lavoro, sono le imprese che hanno iniziato sul territorio ad agire secondo una logica di filiera, cioè secondo una logica di collaborazione, sia per esempio con i partner fornitori, Certo. e quindi non trovare il miglior prodotto al miglior prezzo volta per volta, ma mettersi d'accordo con determinati produttori e fare un pool di imprese, dove l'impresa di costruzioni, l'artigiano, eccetera, è inserito dentro un pacchetto. Certo, sì. Come quando noi andiamo in vacanza, Sì, che esatto, non compriamo solo il viaggio aereo, la camera d'albergo, se no il diventa tutto ristorante, più compriamo un pacchetto. ed è molto più comodo dove è possibile E fare dentro questo. quel pacchetto loro a monte si sono già messi d'accordo di farci trovare le convenienze, che sono convenienze economiche, ma anche nostre di benessere della vacanza. Ha dato un esempio credo che sia molto molto chiaro. Vedremo anche come si realizza poi nella pratica, pure chi l'ha fatto, che tipo di risultati ha conseguito, qua ci vorrà un po' di tempo. Andiamo un po' ad analizzare anche l'altro aspetto che è interessante, secondo me, che questo implica fare informazione, fare formazione e cultura. Smart City si parla, qui avete lanciato anche Smart Land. Presupposto, cosa vuol dire Smart City? Smart? Allora, smart è una parola Per voi, inglese esatto. che può voler dire tante cose. In realtà qualcuno forse si ricorda, c'era un film qualche anno fa che si chiama La gente smart, no? In teoria smart in inglese vuol dire intelligente, però vuol dire anche furbo. Diciamo che l'Europa ha scelto la parola smart con il tema perché vuole lanciare un sistema di città intelligenti. Città intelligenti che non vuol dire solo avere il wifi o avere i cartelli che ci dicono quanto traffico c'è, anche quello, ma in realtà si porta dietro una politica complessiva che guarda all'intelligenza dell'uso delle risorse della città, il che vuol dire pensare a ciò che serve al cittadino per vivere bene nella propria città, utilizzando bene i propri servizi, avendo dei servizi adeguati e quindi dare modo che le città siano da un lato appunto intelligenti, da un altro lato sostenibili, perché il secondo punto, e il terzo punto inclusive, cioè far sì che io mi possa sentire un cittadino accettato dalla città. Questo Qui perché, stiamo vedendo infatti sì, un po' la brochure di presentazione. perché in questo senso le città oggi e domani a livello europeo sono i luoghi dove abita la maggior parte della popolazione. Siamo al 70-75% della popolazione in Europa che abita nelle città. Ma il problema nel territorio, ad esempio Veneto, è che le nostre città sono piccole città, 200-300 mila abitanti, 50-30 mila abitanti. Noi, la maggior parte dei nostri comuni, ne abbiamo 580 in Veneto, sono comuni tra i 5 e i 10 mila abitanti, non sono delle città, sono dei paesi, diciamo, esatto. no? Però sono dei comuni che hanno una loro identità, che hanno un loro paesaggio, che hanno delle loro strutture produttive, che hanno una loro socialità. Ora, in questi territori noi dobbiamo pensare a produrre un'idea di, chiamiamola smartizzazione, anche se è una brutta parola, cioè un'idea di nuova intelligenza del territorio, che deve essere pensata in un modo più legato a quella che noi abbiamo chiamato land più che city, cioè esatto. la smart land, il territorio intelligente. Diciamo il territorio che sia intelligente, quindi che abbia dei servizi, che sia sostenibile, quindi sia anche legato alla bellezza e alla cura del nostro territorio, perché il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, 62 milioni di presenze. Quello che il Veneto vende nel mondo è essere il Veneto, avere le Dolomiti, avere Venezia, avere Verona, avere Padova, la Cappella di Scrovegna, essere attrattivo. Essere attrattivo, avere il paesaggio, avere le 4.000 ville venete, avere le nostre aree del mare e del turismo del mare. Quello è quello che noi vendiamo nel mondo, oltre a quello che noi sappiamo produrre, che esportiamo come prodotti e dove siamo bravissimi, dal vino ai prodotti. Allora, secondo me c'è essere attrattivi, quindi non solo per il turista, ma essere attrattivi per la qualità offerta anche per chi ci vive nel territorio. Sì. E da questo punto di vista l'attrattività è legata sempre ai vecchi parametri, cioè noi siamo ancora attaccati a un mondo che secondo me si è evoluto e passato oltre.
Cioè non c'è stata un'evoluzione, se noi parliamo di banda larga e quant'altro, abbiamo le telefonate che ci arrivano dicendo a me non arriva, io non ce l'ho, la DSL, siamo ancora indietro, immaginiamo gli altri servizi. E soprattutto quello che io l'altro giorno riflettevo, mi era arrivata una mail da parte di un'agenzia che vendeva una parte dell'Austria, una piccola, ma proprio una provincetta dell'Austria, peraltro pianeggiante, dove c'erano dei vigneti e la proponeva a livello turistico. Allora sono andata a vederla, eccetera, così via, e dicevo tra me, ma qui non c'è proprio niente. Cioè io non vedevo niente, sì, verde, vigneti, cosa proponevano, sti soggiorni, e dicevo, mamma mia, terrificante, questi stanno facendo un marketing molto importante di questa piccola area che noi ne avremmo, ma non di migliori, 1000 volte migliori, con 3000 attrattive, che 2 vigneti dove vai insomma, però di fatto non sappiamo proporla, non sappiamo venderla bene. Poi parlando con questa responsabile, eccetera, l'agenzia di Milano mi raccontava che in realtà hanno molto un indotto turistico che sta aumentando, non solo dall'Austria ma dalla Germania stessa, che stanno diventando un polo attrattivo per questi straordinari vigneti, per queste land così piacevoli e tutto. Io ero rimasta a bocca aperta, lei stessa che era italiana mi diceva effettivamente è triste ma è così. Noi abbiamo cose ancora più belle che non sappiamo assolutamente vendere. Allora ci sono dei luoghi dove sarebbero attrattivi non solo turisticamente ma di residenzialità, se si facessero delle piccole strategie per renderli appetibili, come hanno fatto questi che hanno fatto, ovvio, non è che vendono il pacchetto così, l'hanno sistemato, hanno saputo metterlo a posto. Allora riflettiamo su questa cosa qui, quindi sulla nostra incapacità di proporci in modo smart, intelligente, quindi le nostre città, i nostri borghi. Andiamo in pubblicità pochi secondi, poi torniamo insieme.